Ciao Marco, come va? Ciao caro, bene, grazie, tutto a posto. Cosa fai qua? Guarda, sono a preparare la barchetta per la stagione estiva, quindi gli ultimi ritocchi prima di salpare alla volta della stagione estiva, insomma, quindi mettiamo in sesto la barca e pronto. Quali sono i programmi per quest'anno? Beh, guarda, programmi sportivi che sicuramente sono quelli che a te interessano. Abbiamo già chiuso un contratto con un Midio 76 e vai che avrò a disposizione per fare la Barcolana, la Maxi Race, la Bernetti e chiudere poi a Venezia con la veneziana. Quindi insomma sono contento di questa scelta. Quest'anno mi sono preso un po' di tempo per poter appunto costruire quello che sarà diciamo della stagione sportiva a ridosso appunto dell'inverno, e scegliendo questa barca perché ho puntato un po' agli eventi personali anche a terra, gestire gli sponsor in maniera molto tranquilla, quindi non avendo una barca tirata come poteva essere CQS, ma avendo una barca un po' più rilassata, tra virgolette, perché è una super barca. Ricordo che ha fatto un sesto posto in Barcolana, quindi una barca che comunque darà le sue soddisfazioni, non sicuramente con quella idea di vincerla o di arrivare tra comunque i primi in assoluto, ecco. Dopo l'ultima Barcolana, diciamo, da livello professionistico, con cui insomma sai che c'era pochissimo vento, quindi ci siamo battuti proprio per la barca a due nodi e mezzo, con la vittoria di Maxi Iena un po' discussa, e diciamo che ho messo via la stagione un po', diciamo, con dell'amaro in bocca, un po' perché fanno tanti sacrifici economici e non solo, anche proprio di sforzi, di energie per poter portare a casa un evento del genere e una regata del genere, cercando di arrivare ovviamente primi, perché è quello che interessa a tutti. E vista l'ultima esperienza ho voluto un po' rilassarmi, poi il Covid mi ha dato, diciamo, l'ulteriore certezza di non partecipare con barche grosse, e quindi ho gestito la mia barca, Melrose, con cui siamo a bordo, e con sempre dei miei sponsor, per fare un evento tranquillo. Poi il meteo e tutte le avversità del 2020 ci hanno portato a rimanere in banchina, e quindi insomma le mie scelte sono state forse anche giuste, anche col senno di poi. Quest'anno, sull'onda dell'anno scorso, ho deciso proprio di scorporarmi da quello che è il discorso Tempus Fugit, e quindi correre per vincere e puntare ad un evento Barcolana, godendomelo un po' più anche a terra e con gli amici, e in un contesto diverso, pur avendo sempre sotto le mani una barca impegnativa e comunque che dà soddisfazioni, che ci darà soddisfazioni. L'abbiamo in mano già da subito, l'equipaggio sarà tutto di amici non professionisti ma altamente professionali, quindi Sandro Kersi, che sarà sicuramente con me, Nicola Starz, è cresciuto moltissimo da quando appunto era sulle derive a quando si è avvicinato in banchina, quando ancora gestivamo il Moro di Venezia e il Maxi Iena e altre barche. Poi è salito in barca, si è preso cura di CQS, è cresciuto, sta crescendo in continua evoluzione, e tuttora sta lavorando con i TP52, insomma il ragazzo ha preso una strada bella, e ce l'ho a fianco per fortuna, reciproca dico, perché l'aiuto è veramente reciproco e ci guardiamo, ci intendiamo con uno sguardo, e lui sicuramente sarà uno dei punti cardine di questa Barcolana, e conto di averlo, e anche con un ruolo importante, quindi gli darò ampio spazio. Ci saranno sicuramente altri giovani e stiamo un attimino valutando chi, come, perché, però vorrei proprio anche proporre proprio il discorso delle nuove leve, perché lo stacco che c'è tra le derive e le imbarcazioni di un certo tipo lascia un po' il vuoto, no? Quindi i giovani che finiscono le derive non hanno grandi possibilità di azione. Allora è bene coinvolgerli in queste esperienze, in queste cose, e fargli capire cosa c'è di diverso tra una deriva e una barca vera, un maxi o un super maxi. Al 90% la barca la condurrò io, e quindi insomma voglio dedicare veramente una barcolana un po' a veramente ritornare all'amore per il mare, che è quello che mi appartiene. E la barcolana per me, in una parola unica, è mio padre che purtroppo mi è mancato adesso in questi giorni, e che comunque mi ha insegnato ad amare il mare
e a vivere proprio il concetto di regata di Barcolana, perché appunto era uno dei soci e delle pietre miliari di questa società assieme a tanti altri. Sono cresciuto, ho mosso i primi passi in questo contesto e quindi per me la Barcolana è questo, è una famiglia e comunque fa parte di un cuore grande dove la società vedica di Barcola Grignano che mi ha cresciuto ce l'ho dentro, quindi per me questo è. E forse negli ultimi anni ho un po' messo da parte questa filosofia, questa idea, questo romanticismo puntando solamente al risultato. Invece no, quest'anno voglio appunto tornare in barca con lo spirito della Barcolana, ricordando mio padre e quello che ha fatto assieme a tanti altri soci per questo evento che oggi ha queste dimensioni così grandi e grazie appunto a loro. Sicuramente ti inviterò a bordo del Milius appena è possibile e ti farò conoscere il resto dell'equipaggio appena avrò costruito un attimino tutta la rosa. Questa è una cosa di pochi giorni per cui ci sto lavorando, però è un lavoro rilassante, nel senso che so già con chi posso affrontare questa esperienza, so già dove arrivare, non ci si aspetta niente, però come ho detto prima con massimo agonismo, competitività e serietà. Grazie, ciao!